Slitta alla prossima settimana la formazione del secondo governo regionale. Antonio Ingroia, papabile, assessore all'energia e servizi primari. Davide Saia. Rimpasto ancora in alto mare. Nonostante fitti e continui dialoghi, l'intesa tra Rosario Crocetta e le forze di maggioranza sembra essere ancora lontana. La ricomposizione della nuova giunta partirà da tre certezze: Lucia Borsellino alla sanità, Linda Vanchieri alle attività produttive e Nelly Scilabri alla formazione. Partendo da qui bisogna poi pensare alle alleanze. La base degli accordi, assicura Crocetta, è il patto preelettorale tra PD, UDC e Megafono. Ma nonostante si giurino ancora eterna fedeltà, il feeling tra i democratici e centristi negli scorsi giorni ha rischiato seriamente di interrompersi. Le cause sono ricollegabili al patto europeo tra UDC ed NCD, quest'ultimo strenuo oppositore dell'operato di Rosario Crocetta. Ma in tema di nuova giunta ci sarà spazio sicuramente per articolo 4 di Lino Leanza e i DRS di Marco Forzese. Tra i nomi che circolano anche l'ex PM Antonino Ingroia, per il quale si ipotizza una delega all'assessorato ai rifiuti. Per quanto riguarda l'assessorato all'energia, lasciato tra le polemiche da Niccolò Marino, Crocetta assicura che dopo i malumori con Confindustria sarà lui in persona a scegliere chi dovrà guidare questo delicato ramo. I dubbi sono ancora tanti e per questo il presidente prende tempo. Non sarà una questione di poltrone, assicura Crocetta, il quale poi precisa che il rimpasto potrebbe chiudersi anche dopo la presentazione delle liste per le europee. Chiaro quindi il messaggio: nessuna premura onde evitare scelte azzardate. Sempre il governatore torna poi sul caso Lumia, al momento fuori dalle liste stilate dal PD siciliano. Crocetta auspica che il suo braccio destro venga candidato perché senza Lumia la Sicilia rischierebbe di non avere nessun rappresentante democratico a Bruxelles. Giochi di alleanze ma anche programmi politici. A partire dal 2015, ma definitivamente dal 2017, verranno resi definitivi i tagli delle addizionali di IRPEF e IRAP. A garantirlo è Rosario Crocetta, il quale spiega che queste misure sono contenute in due emendamenti che il governo ha presentato in un decreto legge fermo in commissione bilancio all'Ars. È un impegno concreto, dice Crocetta. Ciò significa che il debito di 1 miliardo di euro che contrarremo accendendo il mutuo che servirà a pagare crediti che vantano le imprese non graverà sulle tasche dei cittadini.